Benvenuti alla 25esima edizione del Premio Sicilia. Guardate che bellezza. Complimenti, la conosceremo dopo. Benvenuti a tutti, benvenuti coloro che ci seguono da casa in collegamento da Ispica al mercato, che naturalmente ci ospita, e ringraziamo il comune di Ispica che ha patrocinato questa serata. Conosceremo tanti personaggi della cultura, della moda, dello spettacolo, ma soprattutto della solidarietà di questa Sicilia che si fa amare, che si fa voler bene. La Sicilia è una terra incantevole, è la culla del mondo. La Sicilia non è solo mafia, anzi, la Sicilia non è mafia. La Sicilia sono donne e uomini che sanno parlare alla gente, che sanno farsi amare alla gente, e tanti muoiono per difendere la propria comunità. È una terra di grandi radici, è una patria immensa. Questa è la Sicilia, e per la Sicilia un momento moda di una artista siciliana, Lucia Caccamo. Nuove ragazze nuove a rappresentare
le province della Sicilia. Tra di loro c'è Miss Sicilia 2017 premio popolare e Miss Sicilia 2017 giuria tecnica. Però la cosa bella è che queste ragazze già hanno la possibilità non solo di entrare nel mondo del cinema, perché andremo a fare la sequenza di Belle, si chiamerà in un altro modo, ed è un film che tratterà non solo i problemi delle ragazze, ma andremo a marcare un po' di più un problema sempre più grave. Uno è quello della pedofilia e l'altro è quello del femminicidio. Entreremo di più in queste storie perché purtroppo non c'è una regressione del fenomeno, anzi c'è un'accelerazione in modo negativo. E allora questo deve spingere tutti noi a essere vigili, soprattutto a tutela di queste ragazze, a tutela di tutti i bambini, perché ogni bambino, al di là che sia nostro, è un bambino di tutti, quindi bisogna rispettarlo, ma soprattutto bisogna tutelarlo. E quindi questo è poi il messaggio che andremo a fare nel corso di questa 25esima edizione del Premio Sicilia. Quindi ragazze, al di là di come arriverà la fortuna questa sera, comunque il vostro successo sarà garantito. Chiamo la stilista di questi abiti, Lucia Caccamo. Facciamo un applauso. Complimenti a Lucia, complimenti alle ragazze, quindi vi raccomando, serene, è un gioco, è un mondo non sempre bello, noi tenteremo di tutelarvi in tutto e per tutto, però se voi ci sfuggite, fate di testa vostra, poi viene difficile a tutelarvi. Quindi fino a quando vi confrontate con noi, ci dite le cose, noi possiamo aiutarvi e tutelarvi. Ma se ci sfuggite, perché arriva sempre qualche telefonatina che ti dice vieni qua, vai là, facciamo questo, facciamo l'altro, diventa un mondo molto pericoloso. Vi raccomando. Grazie alle ragazze con un grosso applauso. Adesso vediamoci l'uscita. Vorrei presentarvi una bellissima ragazza. Anche lei ha partecipato a Miss Sicilia tanto tempo fa e poi è diventata Miss Italia nel mondo. Facciamo un applauso. Allora, questa esperienza, Helen, com'è andata? Benissimo, è stata un'esperienza troppo bella, una delle esperienze più belle della mia vita. Ho cominciato qui in Sicilia a fare dei concorsi, ho fatto Miss Sicilia e tanti altri concorsi. Che è argentina. Sì, sono argentina, sì. E dopodiché ho fatto il concorso per Miss Italia e poi per Miss Italia nel mondo e è andata bene. Complimenti, ti lascio in giuria e adesso iniziamo con i premi. Premio alla Cultura 2017 per il settore donna, Melinda Miceli. Facciamo un grande applauso. Grazie, ringrazio la confraternita che tu presiedi, reduce da numerosi premi, come tu sai, premio Donna Siciliana dell'anno 2 volte, quest'anno per la letteratura, l'anno scorso per la scrittura. Non mi aspettavo di trovare questa tua nomination nella mia posta elettronica. In ogni caso ti ringrazio facendo riferimento sempre al mio ultimo libro, Prima donna in Sicilia, che forse sta avendo tutto questo successo perché è molteplice nella sua scrittura, è uno strumento culturale per comprendere la Sicilia, i suoi vizi, le sue passioni, le sue virtù ancestrali nelle quali si dibatte, e quindi volutamente è sofisticato, come è sofisticata la nostra terra.
È un libro colto di rimandi letterari, filosofici, ed è anche un libro esoterico, è anche un libro di viaggi, insomma è una sorta di stanza degli specchi, un po' come è complessa la mia personalità, e si riflette molto nel romanzo. Forse per questo piace, ad alcuni piace per un aspetto, ad altri piace per un altro. Ringrazio comunque per aver notato ancora una volta l'opera. Grazie Melinda, chiamo l'onorevole Di Bandiera a premiare. Vieni Melinda, il premio, questo premio noi te lo vogliamo dare, ma io ho capito che ormai hai presentato il libro e per te va benissimo, ma è giusto dare a Melinda Miceli il premio Sicilia 2017 per la cultura, settore donna. Complimenti. Grazie. Ci sono storie che lasciano il segno. C'è un mondo che va a rotoli. Si è perso l'onore, il rispetto, il senso della famiglia, della patria. Insomma, tutti i valori sono saltati. E allora io mi auguro che ognuno di noi presente qui stasera, ma soprattutto a coloro che ci vedono da casa, che abbiate un sussulto, perché ciò che prima era un'eccezione ora ormai è diventata la regola. Fare del male ormai è una cosa comune, non è più un'eccezione. Allora dobbiamo alzare la voce affinché questa cosa incominci a regredire e che ci siano leggi importanti che diano la possibilità a chi fa del male di rimanere a vita dentro, così come coloro che si macchiano di femminicidio. Una prima storia la ascolteremo, poi ci sarà un'altra storia e forse un'altra ancora. Eligia Ardita viene uccisa dal marito, portava in grembo una bambina che è nata e non ce l'ha fatta, è nata morta. Io vorrei qui intanto il premiato, Don Fortunato Di Noto, premio Solidarietà 2017 per tutte le sue battaglie a favore dei giovani, a favore delle mamme, a favore della vita. Un grande uomo che merita veramente tutta la nostra solidarietà, uomo e prete, perché tu sai mettere insieme questi due fattori, non sei solo prete, lotti anche da uomo, e questo veramente è una lotta impari che tu sai portare avanti. Però io prima vorrei chiamare qui Luisa Ardita, sorella di Eligia. E prima di sentire Don Fortunato come cavalieri, diamo la parola a Luisa. Perché bisogna fermare il femminicidio e perché ci vogliono regole certe che chi commette questi atti vili rimanga in carcere per sempre. Soprattutto perché nessuno si può permettere di decidere per la vita altrui. Eligia purtroppo ha avuto la sfortuna di trovare un marito a cui doveva trovare sicurezza, e fra le mura di casa come tutti cerchiamo protezione, e questo lei non l'ha avuto. Ha avuto la sfortuna di trovare un vigliacco che non ha fatto altro e tuttora non fa altro che uccidere mia sorella ritrattando la propria confessione. Prima l'ha uccisa, poi non l'ha più uccisa, incolpando altri, che è stata indotta alla confessione. Ancora la giustizia permette che lui prenda in giro e soprattutto crei ancora sofferenza alla famiglia. Purtroppo è questo che manca. Ci devono essere leggi più severe e soprattutto esemplari. Nessuno si possa mai permettere di decidere per la vita altrui, e ci vuole solamente l'ergastolo. Chi uccide è consapevole di andare in carcere a vita. Non dovrebbero esserci, ma purtroppo ci sono ancora questi vigliacchi. Senti, al di là del fatto di essere vigliacchi, ma ecco, c'è l'aggravante che quella persona, tu l'hai sposato, quella persona tu hai giurato fedeltà, no? Cioè, quando tu ti sposi non è che fai un atto d'acquisto, tu fai un atto d'onore verso Dio, verso colei che hai sposato, non è di tua proprietà. Sicuramente, ma non solo, era consapevole delle proprie responsabilità, perché quando si ci sposa si giura davanti a Dio, e andare in chiesa non è solamente indossare l'abito o fare un rito
normale. Di conseguenza lui ha non solo ucciso Eligia, ma ha ucciso il suo sangue. Lui ha sua figlia, non è che portava in grembo sua figlia, ma a parte questo la cosa che un po' ci rammarica che ad oggi permettano a queste persone, nonostante l'omicidio brutale che è stato commesso, permettono a queste persone la ritrattazione o gli sconti di pena o dei premi, che io li chiamo premi perché loro con la buona condotta o dopo 10 anni si permettono, grazie alle leggi che oggi ci sono, di uscire o di svolgere una vita normale. Eligia era forte, combattiva, e io porterò avanti il nome di Eligia e di Giulia. Io oggi non sono solo Luisa, io sono Eligia, io sono Giulia. Don Fortunato, cosa si può fare? Cosa si deve fare? Ma innanzitutto un grande saluto, e soprattutto quando ci si incontra e si inizia a parlare di queste cose significa che creiamo un moto interiore che poi deve tramutarsi anche in un'azione. Noi non possiamo mai pensare di adempiere al nostro dovere quando accadono fatti gravi. Ogni giorno noi dovremmo impegnarci a far bella questa bella società, non innestando odio, ma innestando la logica dell'amore, perché in fondo se noi innestiamo l'odio scatta la vendetta, se noi innestiamo l'amore scatta la solidarietà, la capacità di vedere nell'altro una possibilità. Amare, che è una parola così impegnativa, significa non odiare, significa, nell'essenza della sua parola, significa proprio morire per l'altro, stare con lui, non ucciderlo, ma farlo vivere, farlo sempre vivere, dargli il meglio di se stessi, dare occasione, iniziando dai bambini, ecco, perché vedete, cari amici, è inconcepibile che in una società del genere, pur pensando ai bambini, qualcuno pensa di opprimere i bambini, sfruttare i bambini, ucciderli, abusarli. Proprio provengo dalle attività di Meter e proprio oggi abbiamo segnalato un filone che si parla dei bambini neonati abusati sessualmente. Però vedete, io ve lo dico, qualcuno dirà, ma sarà vero, non sarà vero, forse se lo sta inventando, forse possibilmente sta troppo esagerando. E invece non stiamo assolutamente esagerando. Cioè noi stiamo pensando di far sì che questo fenomeno, che è l'infantofilia, la pedofilia, il femminicidio, cioè tutto ciò che è violenza, tutto ciò che è abuso, deve essere veramente e preventivamente aiutato affinché non accada. Perché è inconcepibile che in una società del genere possa esistere una violenza, ma la violenza esiste perché l'uomo è stato costruito male, è stato diseducato, non è stato aiutato a vivere la bellezza della vita, una vita che è una sola. Ora non voglio fare qua la predica, sono facilmente preposto a fare prediche, però è anche vero che se la predica passa attraverso l'azione, allora sì che la solidarietà diventa un atto d'amore, diventa la possibilità di dare riscatto a qualcuno. Io penso alla nostra realtà associativa, se noi non avessimo iniziato, noi non avremmo aiutato sicuramente più di 1800 vittime, bambini. Se noi non avessimo iniziato, non avremmo mai segnalato in tutto il mondo 3 milioni di siti pedopornografici che racchiudono milioni e milioni di bambini violentati. Questa è la dimostrazione che bisogna iniziare. È vero, accadono fatti gravissimi, gravissimi, di sangue spesso, però è anche vero che il sangue, io penso al sangue dei martiri, ha creato comunità vive, perché è vero, il sangue ci riporta alla morte, ma il sangue è anche la vita, perché noi senza il sangue non possiamo vivere, senza il sangue che abbiamo nel corpo, con un cuore che batte, non possiamo assolutamente vivere bene la nostra esistenza. Allora sapete cosa bisogna fare? Quello che state facendo, ricordare le persone, aiutare le persone ad andare avanti. Abbiamo fatto come Meter una nota riguardo a questo premio, che in fondo, al di là del premio, per noi è uno sprone, è un impegno a non fermarsi mai, a non perdere mai la speranza, la vita, la prospettiva. E questo deve impegnarci tutti, non nell'occasione del sangue, non nell'occasione della tragedia,
ma nella vita quotidiana, perché amarsi è l'unica cosa che resta, odiarsi è l'unica cosa che si dimentica, ma soprattutto quando noi odiamo siamo tutti vittime, quando noi amiamo siamo tutti protagonisti di una vita nuova. Allora grazie a tutti e io lo ricordo con grande affetto tua sorella e ringrazio a chi ha pensato di dare a Meter, a me, ecco, un premio nella memoria di due donne, ecco, della figlia e della mamma. E questa è una cosa bella perché Meter, la parola Meter, significa proprio madre, accoglienza, protezione e accompagnamento. Credo che tutti siamo madri, ma anche Dio, come diceva Giovanni Paolo I, è anche madre. Siamo tutti padre, Dio padre, ma siamo tutti soprattutto madre, così come Dio. Quindi vi ringrazio di cuore per questo. Premio Solidarietà 2017 Ligia Ardita a Don Fortunato Di Noto. A dare il premio si premia Luisa Ardita. Grazie. E adesso un momento molto bello. Mary Carapezza. Mostrati così e mica verso me, pur amandoti. Io ti supplico, mi torturi il cuore, non pensare a ciò, non posso farlo, dai. E perdono, abbandonando in me l'amore che ho per te. Mi batto contro te, combatto contro te. Perché far guerra per amarsi, far l'amore e poi tacere e ridursi al silenzio con indifferenza. Noi fuggiamo da ferite, Nascondiamo qui l'amore, ci tradiamo con le nostre differenze. Quel che ci attira ci separa, quel che ci attira ci separa, quel che ci unisce ci assomiglia. Ancora qui, mostrati così, nemico verso me, pur amandoti. E perdono, abbandonando in me l'amore che ho per te. Batto contro te, combatto contro me. perché far guerra per amarsi, far l'amore e poi tacere e ridursi al silenzio con indifferenza. Noi fuggiamo da ferite, nascondiamo qui l'amore, ci tradiamo con le nostre differenze. Quel che ci attira ci separa, quel che ci attira ci separa, quel che ci unisce ci assomiglia. Perché far guerra per amarsi, far l'amore e poi tacere e ridursi al silenzio con indifferenza. Quel che ci attira ci separa, quel che ci attira ci separa, quel che ci unisce ci assomiglia. Quel che ci attira ci separa, quel che ci attira ci separa, quel che ci unisce ci assomiglia.
Giacomo, bravi. Li avremo più tardi, complimenti. C'era una ragazza che amava ballare, si chiamava Giordana, si chiamava perché purtroppo è stata uccisa brutalmente. Abbiamo la mamma, Vera, vieni Vera. Dicevamo Vera, Giordana amava ballare, ora noi ci mettiamo da parte e vediamo un ballo di Chiara. Chiara Scalabrini. Premio per la danza 2017 Giordana Di Stefano a Chiara Scalabrini. Un grande applauso, rimani con noi Chiara. Allora Vera, raccontaci di tua figlia e di tua nipote, perché quell'uomo ha ucciso la mamma di sua figlia, oltre che tua figlia. Diciamo che quell'uomo ha ucciso tutti, tutta un'intera famiglia. Sì, Giordana aveva 20 anni, amava la danza, ha iniziato a 6 anni a ballare e aveva questa passione, quella di ballare, ma il suo vero amore era stata sua figlia. A 16 anni è diventata madre e il padre di questa bambina ha deciso di uccidere mia figlia con 48 coltellate, rendendola carne da macello. Io ti ringrazio moltissimo di questo premio perché io dico sempre che mia figlia ancora balla, continuerà sempre a ballare perché la passione che aveva in vita se la porta su, perché l'anima quando è pulita, quando è pura poi
esce fuori quella passione che sicuramente per lei è la danza. E io dico che mia figlia è l'angelo custode di Asia, la piccola che oggi ha 5 anni. Diciamo che si sopravvive nella lotta di chi non ti vuole ascoltare, ma soprattutto nella lotta di un'istituzione assolutamente assente che non protegge le donne che denunciano, perché Giordana aveva denunciato, ha denunciato il suo carnefice e nulla è stato fatto, è stato lasciato libero di uccidere mia figlia. E diciamo che è inutile raccontare i dolori, no, che si vivono dentro, soprattutto quello di una madre, di una famiglia intera, ma se non riuscissimo a trasformare quello che è la rabbia forte è quella la peggiore, quella che ti lascerà dentro e faresti qualsiasi cosa, no? Se non riesci a sostituirla con qualcos'altro, davvero si fanno delle cose che non si devono fare. Allora io, per evitare di fare questo, cerco di trasformare il mio dolore in amore e cerco di parlare con i giovani nelle scuole, dire ciò che non bisogna fare, soprattutto non bisogna stare con chi ti fa del male. Io dico sempre ai ragazzi di scappare ancora prima che l'amore vi possa uccidere, perché è quell'amore che sentiamo noi, ma dall'altro lato non c'è amore. E cerco di portare un messaggio sano, di cercare di salvare più ragazze, e da questo mi dà un po' di vita, mi dà la vita per mia figlia che non c'è più. Poi chiaramente la pena certa, quella è quella che penso che sia il rispetto che l'essere umano deve avere, è la pena certa, quella senza regali, rito abbreviato, infermità mentale, tutti pazzi, ma in realtà sono persone sanissime che non sanno amare, non conoscono l'amore proprio perché non hanno ricevuto probabilmente amore e nessuno gli ha insegnato cosa significa il rispetto. E questo è quello che cerco, il rispetto nelle istituzioni, che si sveglino, che alzano un po' il fondoschiena da quelle sedie, da quelle poltrone dove il denaro è quello che conta e non conta le vite umane. E questo chiaramente non solo per chi viene uccisa, le donne, ma anche i bambini e gli uomini, perché io dico sempre che la violenza non ha sesso. Io vi ringrazio di cuore, sono onorata, spero che questo sia uno dei tantissimi premi che riceverai e che Giordana ti possa portare veramente tanta luce e tanta fortuna. Prima di consegnare il premio, io vorrei qui l'avvocato di Casa Meter, vieni, perché vorrei capire anche insieme a lei cosa si può fare, anche gli avvocati cosa possono fare di più. Facciamo un applauso. Vieni qua vicino a me. Allora, cosa si può fare? Cosa si deve fare? Lo ha detto già la signora, la pena certa. E purtroppo nel nostro ordinamento giuridico è un ordinamento ovviamente all'avanguardia, come tutti gli ordinamenti positivi moderni. Le leggi ci sono, però molto spesso appunto quello che manca è la certezza della pena, l'effettività della pena, ma della pena giusta. Di fronte al dolore di una mamma credo che siano poche le parole da dire. Però io voglio incoraggiarla e voglio che la signora creda sempre comunque nella giustizia, come ci credo io, perché la giustizia c'è, e anche quando non riuscirà a trionfare su questa terra, c'è comunque un tribunale divino al quale nessuno di noi può sottrarsi. Grazie. Grazie. La cosa che mi chiedo sempre, Don Fortunato, è una: abbiamo le leggi migliori del mondo, abbiamo la Costituzione, si dice, migliore del mondo, ma siamo proprio in mezzo a una strada. Allora qualcosa evidentemente non quadra. Premio Giordana Di Stefano 2017 per la danza Chiara Scalabrini. Grazie Vera. E adesso vi lascio con la moda.
was listening to the ocean, I saw a face in the sand. But when I picked it up, then it vanished away from my hands. Dawn. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting impatient for me. Dawn. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. I was painting a picture. The picture was a painting of you, and for a moment I thought you were here, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest place on my shelf. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. No, Siete le ragazze con i numeri, quindi giurati potete iniziare a votare. I got no other place to go. No, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. I can't take it anymore. But I kept running for a soft place to fall. And I kept running for a soft place to fall. And I kept running for a soft place to fall. And I kept running for a soft place to fall. And I was running far away. Would I run off the world someday? But no, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. No. Lucia La Cognata vince il premio Sicilia 2017. Lucia La Cognata. Complimenti. A cosa ti sei ispirata, Lucia? Allora, questa è una raccolta di diverse sfilate, quindi le ispirazioni sono varie, a seconda. Ecco, allora, il primo capo che vediamo. È all'800, e quindi una rivisitazione riportata ai nostri tempi. Da questa parte, E vabbè, qua agli anni 50, e quindi una rivisitazione degli anni 50. capo numero 2. Io volevo cogliere l'occasione, invece, siccome ho fatto 25 anni di attività, e quindi per me è stata una bella occasione anche ricevere questo premio. 25 anni di attività, 25esimo del premio Sicilia, quindi vedi. È stata una bella coincidenza, una bella soddisfazione anche aver ricevuto questa telefonata ed essere invitata a prendere questo premio. Allora, dicevo la numero 2. La numero 2 è sempre agli anni 50. La 4 è un abito da sera, un'ispirazione generica. Ecco, quest'abito da sera, cosa ti ha ispirato per farlo proprio così? Era l'idea di risaltare al massimo il corpo, dando un po' di trasparenza, ma senza esagerare. Conosciamo il capo numero 3. Allora, il numero 3 era... Il tessuto è molto aggressivo, però volevo dare quel tocco di aggressività rimanendo sempre molto femminile. L'altro capo che è il
numero 6. Il numero 6 è qualcosa di spiritoso, un po' per la mattina, per il cocktail primo pomeriggio, dove c'è la rivisitazione di volumi a ruota dove vengono intrappolati in questi coni. 8. La 8 già l'ho detta. Già detto, vabbè, chi mancava? Nessuno. Abbiamo detto tutte. Ci sono anche le bombe, quindi è festa, vedi, ti salutano. Allora, chiamo Salvo Latino, che è colui che gestisce questa splendida struttura, per darti il premio Sicilia 2017 alla moda. Salvo, benvenuto. Ciao Corrado. Allora, spiegaci un attimo la struttura. La struttura è una loggia del mercato. Fino al 1975 era il cuore pulsante dell'attività commerciale della città. Si vendeva carne, pesce, ortaggi, era proprio la vita dinamica della città di Ispica. Oggi riconvertita in una struttura che segue appunto le orme dell'attività commerciale che la globalizzazione ha imposto, e vi è all'interno un ristorante, una pizzeria, uno shop e un centro culturale appunto dell'enogastronomia e dell'arte, un nuovo spazio urbano dove, come vedete, oggi stiamo parlando di cultura, stiamo parlando di moda, cioè si possono fare tante di quelle iniziative culturali, e lo è di fatto un'iniziativa culturale perché il nostro progetto è un progetto che punta a valorizzare le eccellenze del territorio, artistiche, culturali, enogastronomiche, e soprattutto in questo momento sta puntando a quello che è il legame tra agricoltura, ambiente, alimentazione in un'ottica di prevenzione a quelle che sono le patologie cronodegenerative. Quindi è un progetto appunto di crescita e di sviluppo socio-economico. Quindi grazie a voi per averci scelto, all'opportunità che ci state dando per avere ancora un'ulteriore visibilità, e noi saremo sempre disponibili ad accogliervi. Grazie Corrado. Bene, allora premia la nostra stilista col Premio Moda 2017. Complimenti. E adesso diamo parola nuovamente alle ragazze per l'uscita di questo momento e per la votazione. Musica. E adesso parliamo di una storia dal lieto fine, ma non tanto, perché poi questa ragazza non solo ha un momento di vita complicata per causa della droga, ma ha anche un momento poi negativo. La sua sorella, una famosa stilista, non c'è più per un motivo che spiegherà il fidanzato, perché Giorgia purtroppo ha la febbre, è rimasta a letto e noi la salutiamo. Noi mandiamo un bacio e l'applauso di Ispica a Giorgia, questa donna coraggio che ha saputo combattere contro la droga, gira il mondo per dire no alla droga. Beppe, tu sei il suo testimonial oggi, allora cosa direbbe Giorgia? Allora, innanzitutto Giorgia si scusa, ma a causa febbre è bloccata a Messina in albergo, quindi gli dispiace, avrebbe voluto ritirare il premio di persona, però purtroppo non è qua. Sarà la prossima volta. Giorgia comunque è una ragazza oggi che ha 34 anni e 17 anni fa ha fatto la cavolata più grande della sua vita, ovvero assumere mezza pastiglia di ecstasy. E da questo ha subito un trapianto di fegato, perché il fegato gli è andato in necrosi nel giro di 6 giorni, e da 11 anni a questa parte gira le scuole di tutta Italia per dire no alla droga e dare la giusta informazione ai ragazzi, perché ad oggi ancora i ragazzi non sanno che solo con mezza pastiglia di ecstasy si può morire. Quindi, come stava capitando a lei, lei ha assunto mezza pastiglia di ecstasy e
anche una singola assunzione quindi ti può uccidere, quindi è un'informazione che va fatta. Ancora ad oggi giriamo nelle scuole, quando Giorgia fa la domanda quanti di voi sapevano che si può morire con una singola assunzione, alzano la mano in 2, 3, 4 persone al massimo. Quindi al 31 di maggio dell'anno scorso Giorgia ha perso la sorella, trovata in situazioni non ancora chiare, ci sono ancora indagini in atto e aveva una storia turbolenta con un uomo da 2 anni. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo cercato di allontanarla, però purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Quindi ormai sono 8 mesi che la sorella di Giorgia non c'è più e stiamo a vedere cosa succede. Senti, una prova dietro l'altra per Giorgia, prima la sua situazione, poi la sorella morta per istigazione, diciamolo pure. Diciamolo pure, per istigazione. Allora, una donna forte perché lei non ha mollato, lei continua a girare l'Italia per dire ai giovani di droga si muore, non esiste la droga buona, la droga leggera, la droga uccide. Esatto, la droga uccide il cervello, uccide il fisico e annienta le persone, toglie la libertà, soprattutto i giovani che sono alla ricerca della libertà, dell'indipendenza. Andare a incanalarsi, se ti va bene, in una dipendenza da droghe, la trovo una cosa assurda. Capisco anche la tua emozione, ti faccio premiare da un grande uomo, Don Fortunato. Io penso che l'unica forza tra di noi che poi raccoglie l'uomo e la Chiesa è lui, e quindi per Giorgia serve anche la sua benedizione, e quindi ti faccio consegnare, è come se Giorgia è qui, con l'applauso di tutti noi. Ascoltare tutte queste storie possiamo dire che un po' ci rattristano, anzi ci rattristano, però dietro queste storie paradossalmente c'è anche una grande vita, una grande gioia. Quest'anno, andando con i giovani, mi permetti un minuto, andando con i giovani ad Auschwitz, io essendo uno storico l'ho studiate queste cose, e andando lì a Birkenau dicevo ai ragazzi: il paradosso del paradosso di tutto questo orrore, c'era anche l'amore, perché lì la gente anche si sposava, la gente lì partoriva figli, nonostante tutto l'orrore c'era l'amore. E allora dobbiamo capire che nonostante tutto l'orrore della droga, l'orrore della mafia, l'orrore della violenza, l'orrore del femminicidio, della pedofilia, della pornografia minorile, dello sfruttamento, degli scarti del mondo, c'è sempre l'amore, perché è solo l'amore che vince, che non è solo una battuta. Auguri. E adesso l'ultimo momento per la danza, chiamo Chiara Scalabrini.
Chiara Scalabrini. Premio per la danza Giordano Di Stefano. Allora Chiara, ti abbiamo visto ballare la tua ultima esibizione, ma vogliamo sentirti anche parlare. Da dove nasce la passione per questo tipo di danza che è anche particolare? Allora, questa passione è nata circa 7 anni fa e è nata grazie proprio appena ho visto i costumi, la musica, e da lì mi sono innamorata subito e ho iniziato questo percorso. Altro, secondo me dovreste iniziare a provarlo tutti quanti perché è veramente meraviglioso. Grazie. Guarda, ti porterò a scuola perché lei arriva da Roma, quindi sta per riprendere l'aereo a Roma. La mamma è di origine siciliana, una nobildonna, Rita Spoto. Quindi io ti porterò alcuni nostri personaggi, tra cui il colonnello Giganti, perché lui vuole insegnare la danza del ventre. Quindi te lo porterò a Roma. Va bene? È molto bravo, io l'ho visto, è molto bravo. Grazie Chiara. Presentiamo la giuria. Telecamera, seguimi. Giurata, presentati alle nostre telecamere. Salve, sono Elena Ilmaranges, Miss Italia nel mondo. Argentina. Come il Santo Padre Francesco. Vuoi mandare un saluto a Francesco? Sì. In argentino, noi glielo facciamo poi arrivare. Un besote grandissimo a Francesco, el Papa, que es súper simpático, así que un abrazo fuerte y un beso enorme. Facciamo un applauso a Santo Padre Francesco. Allora, Diego, il giornalista per eccellenza di Ispica. Il cognome l'hai detto tu? Ho detto Diego, tu devi dire il resto. Diego Florini, giornalista, la Sicilia di Catania. Proprio in questi giorni faccio il 52esimo anno di collaborazione con il giornale. Vedi? Complimenti, facciamo un applauso. L'onorevole Edi Bandiera. Buonasera a tutti, Edi Bandiera, politico, dicono giovane, io dico quasi giovane perché nel frattempo insomma ci cominciamo a colorare di argento, già Presidente del Consiglio, siamo giovani e lo saremo per sempre, caro Corrado. Quindi già Presidente del Consiglio Comunale di Siracusa, nonché parlamentare regionale della Regione Siciliana. Il Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Valentino. Buonasera a tutti. Io sono Valentino De Ieso, presidente nell'Associazione Nazionale Carabinieri di Siracusa, in lotta anche in congedo contro tutti i tipi di violenza, sia delle donne sia dei bambini e anche contro la droga. Don Fortunato ti dà massima disponibilità, quindi per aiutare anche Casameter. Donna In 2016, la metti sta fascia così? Ecco, facciamo vedere il motivo della tua presenza in giuria. Facciamo un applauso a Donna In 2016, fra poco lascerà il suo ruolo di Donna In al 2017, colei che prenderà il tuo posto molto presto. Ma intanto goditi la fascia, è tua. Grazie, io sono Luna Stella Sole, Miss Donna In 2016, grazie. Luna Stella Sole, cioè proprio il papà ha preso il firmamento e l'ha appiccicato a questa bellissima donna. E adesso da questa parte abbiamo... Buonasera a tutti, sono Claudia Gambuzza, donna Sicilia e Management nel 2011, bellissima esperienza, grande dono, grande esperienza. Ringrazio sempre Corrado che mi invita e sono sempre onorata di fare parte della giuria, grazie. Solamente mia moglie, collega, mi sopporta da più di 30 anni. Vieni qua, vieni qua. Vieni. Allora, continua a presentare tu la giuria. Grazie. C'era da aspettarselo perché non doveva combinarla proprio a me. Prego. Laura Firenze, Corpo di Pubblica Assistenza, Legione Nassiria. Grazie. Giuseppe Giganti, comandante del Corpo di Pubblica Assistenza della Regione Nassiria, nonché protezione civile dei Cavalieri Templari Federiciani. Prego. Mina Iacono, buonasera a tutti, consulente di immagine da tempo, sono qua che guardo uno spettacolo di uno spessore unico. Salve, Giuseppe Avveduto, medico estetico, sono qui a presenziare. Ok.
penso che possiamo chiamare un applauso per i giurati che hanno questo compito oggi un po' arduo. È arrivato il prossimo momento moda, una stilista molto brava che anche lei riceve questa sera il premio Sicilia Moda, le ragazze di Carmen Vulcano. Vous les hommes êtes tous les mêmes, macho mais chill, monde de nos vies est infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avez de la chance qu'on vous aime, dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Facile à dire, je suis gnangnan et que j'aime trop les blablabla, mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Lorsque je ne serai plus belle. Guardate queste bellezze che hanno dato la possibilità
a una stilista siciliana di vincere il premio Sicilia Moda 2017. Exeguo a Carmen Vulcano. Allora Carmen, parliamo di questa collezione che ti ha dato la possibilità e anche la visibilità questa sera di portarti a casa il premio Sicilia 2017 alla moda. Grazie, questa è una collezione a cui tengo tantissimo e oltre ad ispirarsi al look androgino delle dive degli anni del passato, degli anni 30 come Diane Keaton, Marlene Dietrich, ha anche una metafora alla base che è quella di lanciare un messaggio: stop all'omofobia. Infatti all'interno della collezione abbiamo miscelato elementi del guardaroba femminile a quelli del maschile. E questa è la collezione pre-fall 2016, Stop all'omofobia, Man or Woman. Facciamo un applauso. Allora, ci vuoi dare i dettagli di questa collezione? A cosa ti sei ispirata? Sì, come ho detto poc'anzi, alle dive del cinema degli anni del passato, e ovviamente è una rivisitazione ambientata ai giorni nostri e secondo il mio personale gusto un po' interpretativo. Bene. Chiamo il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Valentino De Ieso, a premiarti. Valentino, prendi la targa e ricevi il premio Moda 2017 da un grande uomo delle istituzioni. Complimenti Carmen. Allora, Don Fortunato, colui che mi ha fatto riflettere che noi facevamo le sfilate anche per i bimbi 20 anni fa e naturalmente mettevamo i bambini così in costume come tutti gli altri perché per noi era normale, era un gioco. Giustamente Don Fortunato mi fece riflettere: guarda che la pedofilia ormai utilizza le foto che poi si vedono in giro. E allora abbiamo tolto costumi a bambini piccoli e alle bambine grandi, niente più costumi. Nei nostri concorsi i costumi sono stati banditi, così evitiamo che qualche folle, che in giro ormai ce ne sono tanti, possano utilizzare le vostre foto per poi venderle o anche peggio. E quindi abbiamo eliminato le uscite in costume da bagno. Siamo gli unici, ma siamo anche felici di questo, grazie anche al suggerimento di Don Fortunato, che ringrazio sempre. Le ragazze di Carmen Vulcano. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux E finir dalla maintenant? bellezza della cultura della moda alla cultura vera e propria. Premio Sicilia 2017 alla cultura, sezione uomo, e già si alza Franco Cilia. Ragusano Doc, facciamo un applauso. Io vorrei qua con me la presidente che ti ha voluto premiare, Ignazia Iemmolo in Portelli. Vieni professoressa. Facciamo un applauso a colei che ha messo su la commissione per poi premiare Franco. Prima di fare parlare Franco, tu volevi dire qualcosa su Franco, però non dire tutto, sennò poi io non posso chiedere nulla. Faccio velocemente. Il maestro Cilia, che viene qui premiato, è un nostro conterraneo. È nato infatti a Ragusa, come ha detto Corrado, alcuni anni fa. Spirito inquieto, libero, senza confini e senza condizionamenti, il maestro si definisce gatto di strada, proprio per quella sua propensione che lo ha portato in giro per il mondo, da Parigi a Lisbona, Istanbul, Copenaghen, città del Messico, e potremmo continuare, dove peraltro sono presenti molte sue opere. Mi sono documentata, cosa credi? Si è cimentato con successo nelle diverse espressioni artistiche, dalla pittura alla scultura,
al teatro, ancora fa teatro, sia come autore che come attore, alla letteratura, dove si è rivelato fine conoscitore dell'animo umano e delicato interprete della fatica del vivere. Oggi essere qui e parlare del maestro Cilia con Cilia mi riempie veramente, profondamente di gioia. Vorrei potervi trasmettere le mie emozioni per fare gustare anche a voi la bellezza del momento, se solo sappiamo coglierlo e viverlo nel modo giusto, perché vedete, a me piace pensare all'artista come a colui che interpreta il tempo e dà forma ai sogni. Il mezzo è la parola, tu hai scritto, il segno, dipingi, il suono, che canti anche, capaci di trasformare immagini evocate o create e attraverso un linguaggio comunicativo, accattivante, coinvolgente, sai suscitare emozioni. I primi due, la parola e il segno, costituiscono il mezzo sublime che consente al nostro amico maestro Cilia, eterno Ulisse dalla gigantesca potenza immaginifica e creatrice, di approdare nel suo viaggio esistenziale persino nel regno dell'impalpabile e dell'inconoscibile. Grazie alle sue opere il passato non si perde, l'amore e gli altri sentimenti non si impigliano nella rete dell'oblio, ma sublimati sono presenza costante e confortante e possono diventare perfino gioia di trasumanarsi e di fede autentica. L'orchestrazione di figure e simbologie, di luce e di colori, espressi con una tecnica sia pittorica che lessicale, armonica ed equilibrata, rivela all'occhio prensile del fruitore attento dell'opera d'arte le ansie, le paure, le speranze, l'amore, e lo fanno sentire prossimo, se non legato da simpatia, all'artista. Le descrizioni di ambienti, fenomeni, accadimenti fanno vibrare le corde del cuore. L'altezza lirica di esse sveglia la potenza immaginifica ed il Cilia scrittore è capace di dare, da grande artista qual è, le suggestioni che fanno toccare il sublime, perché l'arte, quando è tale, è godimento appagante, sia che si estrinsechi attraverso la profondità e la musicalità del verso, sia che lo faccia attraverso la sinfonia delle forme e del colore, su cui si riversa quella luce morbida ma penetrante che invade ed illumina gli anfratti dell'anima. Vedi Franco, quando una donna ti dice già all'inizio che ha poco da dire e poi non la fermi più, e vabbè, però ti ha raccontato, Franco, ti ha raccontato, e allora cosa ci dici a completare la persona Cilia? Beh, dopo quello che ho ascoltato servono poche parole. Sono felice di essere qui a Ispica perché ho degli amici, Saveri Avveduto, l'ho conosciuto quando è stato inaugurato Palazzo Bruno. Sono tornata a Ispica a fare delle mostre, una in omaggio a Sandro Pertini nell'80. Sono passati 37 anni e nella vita ho conosciuto gioie e dolori, come tutti. Premio Sicilia. Qualcuno ha scritto: tu non conosci la Sicilia, le case bianche e le donne nere, e le mani degli uomini come ulivi contorti nella bufera. E quando fischia il vento di gregale vorresti andartene e tutto maledire, ma lontano non ci sai stare. Ti senti ulivo, ti senti figo d'India e fra le fessure della vita scopri il privilegio di essere nato isola. Premio Cultura 2017 a Franco Cilia. Consegna la professoressa Ignazia Iemmolo Portelli. Ragusano Doc, giochi in casa. Complimenti Franco per tutto. E adesso ritorniamo alla musica con Mary Carapezza.
che suona in fondo sono tua, stringimi intorno la stanza diventa soltanto musica, non c'è più il silenzio che suona in fondo Mary Carapezza, Grazie. brava Mary. Grazie. Più tardi parleremo di lei per la terza uscita e adesso ancora Moda con due stiliste che poi vi presenterò. Moda. Yes,
Eccolo qua, giurati. È arrivato il momento di vedere queste belle ragazze, 9 province, questa è la Sicilia. 2 di queste ragazze saranno Miss Sicilia 2017 premio giuria popolare e l'altra Miss Sicilia 2017 premio giuria tecnica. Tutte però faranno parte del prossimo film e di tante apparizioni televisive a cura di Prix Television, quindi per voi essere qui questa sera è già un grande successo. L'applauso del pubblico per tutti voi. E adesso grazie, fate l'uscita e ci rivediamo dopo. Musica. Questi abiti sono delle stiliste Dori e D'Antoni. Bene, adesso è il momento di parlare di solidarietà, perché la solidarietà si fa in tanti modi. Chiamo qui con me la Legione Nassiria dei Templari Federiciani, il colonnello Giuseppe Giganti e tutta la sua squadra. Venite qua. Preparare alla solidarietà, ma soprattutto a coloro che devono salvare la vita. È difficile oppure non lo è dà grandi soddisfazioni? No, non lo è completamente, è molto facile, ci vuole solo un po' di impegno e di costanza nel fare le esercitazioni, come il colonnello Giuseppe Giganti, che tutte le domeniche andiamo a fare le nostre esercitazioni. Quindi si sacrificano qualsiasi giorno, soprattutto la domenica, perché oltre a lavorare naturalmente devono poi esercitarsi, se no nel momento del bisogno non hanno questa possibilità. Peppe, vieni, perché so che tu, per tutto l'impegno che lui ha profuso nel darvi le lezioni che servono poi nell'immediato per dare conforto lì dove ce n'è di bisogno, volevi fare un riconoscimento. Io volevo dire grazie a Giuseppe Di Benedetto, che fa parte dei corpi sanitari internazionali, che ci sta seguendo in questo momento di formazione. Noi siamo nati da circa un anno e da un anno ininterrottamente facciamo il venerdì delle lezioni teoriche nella nostra aula formativa e la domenica invece la dedichiamo proprio alle esercitazioni sul campo, simulando varie situazioni di emergenza, di ricerca dispersi, primo soccorso e quant'altro inerente alla nostra attività. Giuseppe sta mettendo la sua esperienza, la sua professionalità e i mezzi a disposizione della nostra Legione affinché i nostri volontari, che già siamo arrivati a circa 30 persone, si stanno addestrando in modo veramente professionale affinché se c'è diciamo, la nostra richiesta di operatività saremo sempre pronti, professionali, a dare manforte a chi ha bisogno e soprattutto a chi sta soffrendo, perché noi in questo momento siamo veramente i cavalieri templari del nuovo millennio. E grazie a Giuseppe, che lo volevo ringraziare con questo attestato di benemerenza, praticamente per ringraziarlo per tutto il lavoro che sta svolgendo, che ci sta seguendo e soprattutto che ci sta sopportando. Grazie, allora premiamo a Giuseppe, grazie per la vostra professionalità. E a proposito di Templari, io vorrei qua il priore di Siracusa e di Bandiera, ho visto anche in giro il priore di Ragusa, Saro Sigona, e ci sono anche gli altri. Sì, vieni Saro, c'è Savio, insomma le componenti della Legione San Giorgio, quelli più operative. Allora, Edi, la gente ha tanto bisogno di qualcuno che realmente poi li protegga, qualcuno che al di là di tutto ha fatto un giuramento a Dio affinché poi tutto si tramuti in fatti, perché le parole ce ne sono tante, di fatti ormai ce ne sono pochi. Sì, grazie Corrado. Beh, io credo che il miglior modo per testimoniare la voglia di fare del bene poi sia praticarlo,
sia essere testimonianza. In questo non vi è dubbio che i Cavalieri Templari Federiciani, che mi onoro di rappresentare nella qualità di priore di Siracusa, ma tutti e i tanti Cavalieri Templari Federiciani del mondo si distinguono per l'azione, più per l'azione e meno per le parole. C'è tanto bisogno, sappiamo che le amministrazioni tutte vivono situazioni di difficoltà, di incapacità o di lacune enormi, ma c'è bisogno che ognuno di noi, chi lo sente di farlo, faccia la propria parte direttamente, e quindi c'è la necessità che nel territorio in maniera capillare ci siano punti di riferimento, ci sia gente che ha voglia non solo di aiutare ma tante volte anche di ascoltare o di cogliere nel territorio tra la gente chi ha realmente bisogno e spesse volte per dignità o per orgoglio non alza la mano e non chiede aiuto. E allora in questo l'importanza della nostra presenza capillare nel territorio, della nostra voglia di guardare a questo territorio e di ascoltarlo, perché c'è tanta necessità di fare del bene, e lasciatemi dire, fare bene è bello, ma farlo insieme a chi con noi condivide un bagaglio valoriale straordinario che deriva dalla dottrina sociale della Chiesa, diventa ancora più bello e più importante. Saro, vuoi aggiungere qualcosa come priore di Ragusa? Io porto il saluto ovviamente dei Cavalieri Templari della provincia di Ragusa come priore. Sì, io mi allaccio ovviamente al discorso che ha fatto il priore della provincia di Siracusa. Noi ovviamente siamo un gruppo di vicinanza agli ultimi, agli anelli deboli della società. Ovviamente mi riferisco a tutti quello che è stato detto prima, vicino alle donne, vicino ai bambini, quindi lottiamo, combattiamo la violenza sulle donne, la violenza sui bambini e quindi questa è la nostra missione di vita. Grazie. Facciamo un applauso a coloro che sono vicini a voi, vi potete rivolgere con tranquillità in qualsiasi momento del bisogno, perché al di là di tutto hanno giurato a Dio l'impegno verso il prossimo, costi con quel che costi, anche a costo della morte. I Templari Federiciani, grazie. Bene, siamo arrivati quasi alla fine, fra poco conosceremo Miss Sicilia 2017. La Presidente della giuria, Luna Stella Sole, adesso raccolga le schede della giuria e poi con il nostro Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, a garanzia che tutto sia corretto, fate la sommatoria di questi voti per conoscere chi è la Miss Sicilia. E adesso moda, ancora moda. Flying higher, pumped up with desire, like a sparkling sky on fire. It must be love, feeling of greatest motivation, truly believe expectation, like most beautiful celebration. It must be love. Must be love, it must be love. And then right away I knew that you would be my only love. I was already there. And then right away I knew that you would be my only love. I was already there. Thoughts are taking flight, lights are shining bright, like stars through the night. It
must be love. Oh, what can really set us free and bring the best out of you and me? Something big like endless sea, it must be love. And then right away I knew that you would be my only love. And then right away I knew that you would be my only love. I was already there. Came into my life, you didn't care. You came into my life, I was already there. And then right away I knew that you would be my only love. Hopes are flying higher, pumped up with desire, like a sparkling sky on fire. It must be love. Feeling of greatest motivation, truly believe expectation. Guardate queste ragazze, le ragazze di Marina D'Antona che chiamo qui. Prego Marina, facciamo un applauso. La creatività sicula che si fa valere. Vuoi parlare di questa collezione? Le collezioni in realtà sono due, perché anche quella precedente era in parte mia, solo che era fatta insieme a una stilista che si chiama Cinzia Dori, che purtroppo non è potuta essere presente. Sono gli abiti, in quel caso gli abiti sono stati realizzati da lei e io li ho dipinti. Questa invece è la collezione mia personale ed è un omaggio ai grandi autori, sono tutti dipinti a mano sulla seta e in parte alla Sicilia, alla sicilianità. Marina D'Antona, le ragazze di Marina D'Antona e di Miss Sicilia 2017. Grazie ragazzi, a fra poco con le lezioni. Grazie Marina. Would be my only love. I was already there. And then right away I knew that you would be my only love. I was already there. E adesso l'ultimo momento canoro prima di conoscere le due vincitrici. Mary Carapezza. Je sais ton amour, je sais le mot sur mes silences, sentir son couche et découvrir. J'ai à t'offrir des croyances pour conjurer l'absence. J'ai l'avenir dans un temps de main. J'ai l'avenir dans ce qu'on vit bien.
Juste mon amour, juste le mot sur mes silences. Sempre sa coucou et écoute. J'ai adopté des croyances pour quand je fais l'absence. Je l'appelle dans son temps de main. Je l'appelle dans ce qu'on est vie. Rien ne nous retient, rien, tout n'est rien qu'à nous. Je fais de toi mon essentiel, je m'enfuirai parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais plus que personne. C'était de mon essentiel, je m'enfuirai parmi les hommes. J'ai fait de toi mon essentiel, celle que j'aimerais plus que personne. Si tout est consacré, si tout est consacré. Mon essentiel, mon essentiel, mon essentiel, tu mi appartieni. Mary Grazie. Carapezza al Premio Sicilia, Grazie. 25esima edizione. Prima di andare via, Mary, adesso tu ci devi parlare dei tuoi spettacoli. C'è anche un musical. Sì, allora il 7 di aprile farò Gli Amanti della Bastiglia 1789, uno spettacolo scritto da me, un musical francese che ho tradotto, ho scritto le canzoni, è il primo brano che ho cantato assieme al mio compagno, era proprio tratto dalla presentazione degli Amanti della Bastiglia, di questo musical. Imminente abbiamo La Bella e la Bestia, Il tempo nella rosa, sarà il 24 di febbraio al Teatro Politeama di Caltagirone, stessa cosa per quanto riguarda Gli Amanti della Bastiglia. Successivamente abbiamo Dall'odio all'amore, premio che ho vinto lo scorso anno, premio Sicilia, lo replichiamo il 3 di marzo, quindi abbiamo varie date, vari lavori in teatro a Caltagirone nella zona di Catania, speriamo di trasportarci un po' nella zona di Ragusa, chissà se riusciamo. E noi te lo auguriamo. Lo spero. Grazie a Mary Carapezza. Grazie, salve. Grazie Mary. Don Fortunato, vieni qua, perché ci sono dei ragazzi che hanno detto quest'uomo merita qualcosa di genuino e hanno creato, non per darti il premio, ma l'avevano già creato, una sinergia di cose buone chiamate genuina, ma ce lo facciamo spiegare dai ragazzi che vengono a portarti un ricordo per te tutto genuino, tutto genuino. Facciamo un applauso a questi giovani che si scommettono, perché è molto difficile fare imprenditorialità ormai in questo periodo, vedi? Allora, chi parla? Parla tu. Spiegaci Genuina e cosa avete dato a Don Fortunato. Genuina è un progetto nato da pochissimo che ci unisce perché abbiamo insieme messo tanti prodotti buoni della terra nostra siciliana e siamo un po' un gruppo di giovani che vuole appunto dare valore ai nostri prodotti e alle cose buone della terra. E basta? È Genuina, il nome Genuina da dove l'avete tratto, al di là della bontà? E sono tutti prodotti fatti con amore per questa terra e quindi con amore per la natura e rispetto per quelli che sono gli equilibri naturali. Don Fortunato, non ti rimane che dare una benedizione a questi
prodotti della Sicilia, ma anche a questi giovani che hanno cuore e amano, hanno radici forti di questa terra e si scommettono. Beh, io voglio dire che bisogna mangiare genuino, perché sennò poi diventate come me con tanti problemi di salute. Quindi se si mangia genuino si vive bene e si ama la nostra terra di Sicilia. Avete un testimonial doc, quindi quando volete fare della pubblicità, Don Fortunato di Noto. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Vorrei parlare con Giuseppe Avveduto, prima di vedere le ragazze. Vieni, per la tua professione, perché a volte tante ragazze sono bellissime, però non si piacciono, si mettono davanti allo specchio e hanno sempre qualcosa di negativo da trovarsi. Sì, purtroppo è vero, molto spesso c'è un grosso problema di accettazione, quindi consiglio sempre comunque di curare l'aspetto interiore, migliorando l'interiorità sicuramente anche all'esterno si avranno grossi risultati. Grazie Giuseppe per la tua professionalità. E adesso vieni perché adesso usciranno per la premiazione ed è giusto che tu vieni insieme a loro per un momento moda finale. 25esima edizione del Premio Sicilia, le ragazze di Miss Sicilia 2017.
la collezione moda di Irene Anastasi. Abbiamo delle piccole. Uscite con me. Guardate, adesso ci vuole un applauso, ma forte, forte. Andate a fare la passerella tutte e tre insieme, dai. Bellissimo, rimanete qua con noi, Donne in 2016, Luna, Stella Sotto. E adesso Miss Italia nel mondo di qualche anno fa. Anche lei ha vissuto Miss Sicilia e gli ha portato fortuna, ma al di là poi di mamma natura che l'ha fatta così bella. E adesso una delle prime ragazze che sfilò per me negli anni 80, guardatela, sono passati 40 anni e ancora fuori della sua giovinezza, è quasi immortale. Gianna Calvo, rimani con noi. E adesso Salvo Latino, vieni Salvo, perché giustamente ti vogliamo dare anche a te un ricordo e te lo dà Claudia Gambuzza. Vieni Claudia, perché è giusto, il tuo impegno deve essere premiato, giusto Claudia? Mi sembra ovvio far parte di un premio così importante dove ci allarghiamo sia ai giovani che alle cose importanti della vita. Io ho una predilezione per Don Fortunato, lui lo sa, ovviamente, ciao, fa grandi cose, gli abbiamo dato tanto spazio meritato e grazie anche a te che ci hai ospitato qui. Grazie Salvo. Allora, venite qua, chiamo anche la truccatrice Rosa, c'è anche il parrucco, colei che ha coordinato il parrucco, dov'è? È andata via, vabbè, noi la salutiamo, Donatella, grazie Rosa per il tuo lavoro, chiamerei mia moglie Valeria che è colei che coordina tutto, vieni Valeria, dai, la mia modella preferita, lo devo dire, che la mia modella preferita da oltre 30 anni. Bene, 25esima edizione, è giusto ricordare tutti coloro che si sono sacrificati insieme a me, che è la famiglia. Questa famiglia dà non solo dare, amare, ma anche una famiglia da valorizzare. Cioè, senza la famiglia l'impianto patria, l'impianto umano finisce, e quindi la famiglia è un bene importante, lo dico a tutti. Allora, il nostro direttore e la nostra direttrice Lucia Caccamo, un applauso, e Luigi Messina, la vincitrice della giuria popolare che si chiama Sara Poti. Sara Poti. Sara Poti, Miss Sicilia 2017 della giuria popolare. Prendiamo una fascia, questa è sempre tua, poi te la ridiamo. Di solito piangono, vediamo. No, finalmente è una Miss che non piange. Rimani qua perché stiamo per scoprire Miss Sicilia della giuria tecnica. Asia Santa Croce.
Santa Croce, Miss Sicilia 2017 per la giuria tecnica. Togliamo anche a te la fascia. Avviciniamoci alle vincitrici tutte, facciamo una foto di gruppo e soprattutto facciamo il gran finale di Miss Sicilia 2017. Guardate queste bellezze della Sicilia, li vedrete in televisione, al cinema, ma soprattutto saranno con noi sotto la nostra custodia per farle diventare sempre più belle, sempre più preparate, sempre più responsabili, soprattutto responsabili e con le bellezze uniche. Questa è la gioventù, perché il futuro della Sicilia è la gioventù. A voi affido la Sicilia, a tutti voi presenti qui e da casa che ci guardate in tutte le TV collegate. Da Corrado Armeri è tutto, grazie a tutti, alla prossima edizione, la 26ª. Grazie da Ispica.